Bene, allora eccoci. Siamo giunti al terzo appuntamento di questo secondo ciclo di incontri legati all'insegnamento di diritto dell'ambiente, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e quindi sono incontri seminariali eh, particolarmente dedicati agli studenti agli studenti delle lauree magistrali in scienze politiche. Ehm, lo scorso anno, dicevo, abbiamo già operato in questo senso con incontri seminariali con esperti e con colleghi. Ehm, quest'anno ripetiamo questa operazione che mi pare sia riuscita bene, tanto che quest'anno abbiamo avuto anche il patrocinio dell'Ateneo e quest'anno ho inteso cercare una via che ci conduca più vicini a quella che è la realtà delle cose. E si dice spesso che l'università è un po' staccata dalla realtà. Nell'università c'è troppa teoria e poi si deve fare i conti con la pratica. Ecco, la pratica per le scienze politiche, giuridiche, politiche, ci sono dentro anche aspetti sociologici, diventa assai più delicata, difficile da seguire, difficile da sistematizzare. Devo dire che in questo senso di sistematizzazione e di chiarezza lineare nell'esposizione delle cose pratiche, la trasmissione, il programma della RAI, Radio Televisione Italiana, Report, a me pare uno dei programmi più riusciti nel saper offrire alla comunità una comunicazione chiara circa determinati eventi, circa determinati fatti. Ehm, come probabilmente tutti sappiamo, Report si occupa di svariati aspetti, di svariate cose, di svariate materie. Allora, io ho cercato, eh, nell'ambito delle diverse cose di Report, dei servizi che più sono legati all'aspetto ambientale, più sono legati al diritto dell'ambiente e in particolare vorrei dire a quella parte del diritto dell'ambiente che è collegata all'articolo 9 della Costituzione. Abbiamo fin dalla prima lezione imparato che ambiente vuol dire ambiente e salute, articolo 32 della Costituzione, diritto fondamentale, e ambiente vuol dire anche tutela dei beni ambientali e del paesaggio, articolo 9 della Costituzione, quindi un principio assoluto e fondamentale. Ehm, ho avuto, eh, diciamo, la simpatica, importante e favorevole risposta di giornalisti professionisti appunto del gruppo Report e iniziamo questa sera con questo primo appuntamento che vorrei dire è un tipo di iniziativa forse innovativa, ecco, nel nostro sistema universitario. E abbiamo qui con noi, e la ringrazio moltissimo, Rosa Maria Aquino, come vedete, giornalista professionista del gruppo di Report RAI e già in RAI con altre trasmissioni, con altri programmi televisivi a fianco a Michele Santoro e a Duilio Giammaria. Al fine di commentare poi il servizio che vedremo ora proiettato
e al fine quindi di trovare una chiave di lettura che evidentemente vorrebbe essere una chiave di lettura, se mi consentite, di tipo scientifico per quelle che sono le scienze giuridiche, le scienze politiche. Al fine di realizzare questo commento ho cercato la disponibilità del giovane e molto brillante collega che è Giacomo Menegus, che come vedete è docente di diritto costituzionale nell'Università di Macerata e è stato molto cortese nell'essere qui e comunque devo aggiungere che per mia fortuna Giacomo non abita molto distante da qui e quindi per mia fortuna appunto non ha avuto da arrivare da molto lontano. Ecco, e quindi bene e sono molto contento che ci sia anche lui. Io stesso non mi sottrarrò da un commento. ehm, Non ci siamo in realtà messi d'accordo su come procedere esattamente. Chiedo a Rosa Maria se vuole eventualmente indicare qualche cosa prima della proiezione, altrimenti io lancerei direttamente la proiezione del servizio e poi ti darei la parola e poi arriverebbero i nostri commenti, se sei d'accordo. Allora, il servizio, intanto vediamo qui una slide, si intitola Guarda che Garda di Rosa Maria Aquino, è andato in onda nella puntata del 22 ottobre 2023, è passato un po' di tempo, ma vorrei dire, in un certo senso anche, è quasi meglio che ci sia un po' di spazio dal momento in cui viene trasmesso il servizio al momento in cui se ne riparla qui in aula. E comunque la vicenda è una vicenda ancora molto attuale e vorrei dire non definita. In realtà Rosa Maria, ho scoperto, è bravissima, in realtà, visto altri suoi servizi e spero di averla ancora ospite magari prima della conclusione di questo periodo didattico per un altro servizio, in realtà nel suo servizio ci sono due questioni, ecco, come vedremo. Mi permetto solo di indicare questo, poi lanciamo la trasmissione. Ci sono due questioni. Una questione riguarda una sorta di ponte tibetano ciclabile sulla Valle dei Mulini in area comunale di Costermano, che è un comune non proprio sul lago di Garda, ma nei pressi, con un bellissimo panorama verso il lago. E l'altra questione riguarda delle costruzioni che vedete alle mie spalle, a pochi metri, vorrei dire veramente a pochi metri, dal cimitero storico militare tedesco che rimane come bene culturale all'interno sempre del comune di Costermano. Ecco, allora detto questo, con l'aiuto di Andrea Gavin che già conoscete, forse iniziamo a vedere il servizio. E ora passiamo a un patrimonio naturalistico, sito di interesse comunitario che domina dall'alto il lago di Garda, il paesino di Costermano, dove ci sono degli imprenditori e un sindaco che hanno doti di veggenza, acquistano e vendono terreni che si trasformano in oro, boschi edificabili, ville olivoldiane, parcheggi e alberghi, e dove stanno costruendo un ponte a 80 metri di altezza dal suolo, lungo 300 metri. Chi è che ci sta guadagnando? La nostra Rosa Maria Aquino. Non è lei che ci sta guadagnando. Ogni volta che passiamo di qua è bellissimo sentire l'acqua, è bellissimo osservare
questa sorgente che scende proprio dal versante. È un ambiente veramente speciale, ideale per il nostro gambero di fiume. Guarda quello là che arriva a prendere il mangiare che gli ho buttato, guarda. Guarda che si muove. Che va a prendere il pezzettino bianco. Ah, sì. Valle dei Mulini, cuore del sito di interesse comunitario. Qui nuota il gambero di fiume, specie in via d'estinzione, e nascono orchidee e altri fiori talmente rari che si trovano solo qui. Si chiama Gypsophila papillosa, volgarmente velo da sposa, e non esiste in nessun'altra parte né d'Italia né d'Europa. Un luogo che dovrebbe essere preservato diventa un villaggio turistico, perché in realtà si farà un campeggio con caravan e roulotte, dei punti ristoro, dei giochi sull'acqua. E se noi vogliamo avere il Garda che sia attrattivo anche fra 100 anni, questo capitale naturale va mantenuto. E invece, sulla Valle dei Mulini, il sindaco di Costermano sul Garda ha un progetto grandioso. Il Garda Line Bridge. Non sono un visionario, infatti la prima condizione per realizzare la visione qual è? È quella di credere nelle risorse territoriali. Solo una persona che crede in quello che sta facendo realizza quel sogno, altrimenti quel sogno non si realizzerà mai. Proprio sopra quella zona dei mulini, poco più in là, partirà dall'altura più alta fino al lato opposto questo ponte tibetano lungo, mi pare, 330 metri circa. Eppure, qualcosa che unisce le due sponde della valle a quanto pare già c'è e da molto tempo. Questo è il ponte in località Molinette che appunto in poche centinaia di metri collega la sponda destra alla sponda sinistra della nostra vallata e ci porta in solo 5 minuti proprio al centro di Costermanno, nella zona della chiesa. Loro parlano di 100.000 presenze l'anno. Cioè, come può reggere un equilibrio ecologico in un luogo del genere con le migliaia di persone che dovrebbero arrivare? E per capire quanti ingressi sono previsti sul ponte, basta vedere i numeri del parcheggio. Il progetto ne prevede uno da 400 posti auto e 10 per i bus. Questa è la zona prevista per il parcheggio che viene acquistato da queste due società, Mama e Giovi, tra agosto e settembre 2019, assieme a quella collinetta boscata dietro a questo spazio. A meno di 10 giorni dall'acquisto dei terreni, le due società, Giovi e Mama, inviano al comune una manifestazione di interesse. Forse sapevano che su quei terreni che hanno acquistato sarebbe nato un posteggio? Ma chi ha venduto loro il terreno, invece, non ne sapeva nulla? Queste persone sono dei calabresi, ho saputo che dopo alla fine vivevano qua da anni, però io non li avevo mai incontrati e mai visti. Questi qua come mai sono capitati improvvisamente a chiedermi i terreni? Alla fine loro dicono vabbè, facciamo che questo terreno noi vi paghiamo 205.000 euro. Secondo lei invece quanto valeva quel terreno? Quel terreno lì per la vastità che aveva, la metratura, tutto l'insieme di cose, la parte di prato, il bosco alle spalle, valeva 4 volte il prezzo che ci hanno dato loro. Perché se il terreno valeva secondo lei 4 volte tanto, lo ha venduto ad una cifra così bassa? Noi l'abbiamo venduto a quel prezzo perché nel momento in cui abbiamo venduto il nostro terreno risultava agricolo. Poi i due imprenditori ricontattano la signora Marocchini. Vogliono acquistare anche un secondo terreno vicino. Allora io gli dico guardi, potete aspettare perché in questo momento io ho praticamente un problema, avevo una gamba rotta. No, noi abbiamo fretta. Io penso che questi erano già d'accordo perché noi abbiamo fatto l'atto notarile il 17 settembre, dopo 10 giorni praticamente arriva questa trattativa fra il sindaco e queste persone. Il mio terreno che a me è stato valutato il nulla
Con questa operazione che ha fatto il sindaco, il valore del terreno in questo momento è quadruplicato. Al comune quei terreni servono e i proprietari delle due società, Mama e Giovi, poco dopo averli acquistati, glieli offrono e non chiedono in cambio soldi, ma cubature. A metà settembre viene fatta da queste due società una manifestazione di interesse per cedere al comune quest'area, chiedendo in cambio 4.600 metri cubi per costruire strutture ricettive. Quindi un albergo? Un albergo. Questi 4.600 metri cubi hanno un valore sul mercato di 460.000 euro. Se un terreno costa 200.000 euro, perché il comune cede crediti edilizi per oltre 400.000? Avrebbe potuto infatti rilevarlo direttamente dai privati del comune a quel valore e quindi evitare tra l'altro di concedere ulteriore cubatura che va a impoverire comunque il nostro territorio. Questa è la storia. Il sindaco Stefano Passarini, poliziotto in aspettativa, è al suo secondo mandato. È la sua amministrazione che ha offerto le cubature alle due società in cambio di parte dei terreni che avevano acquistato dalla famiglia Marocchini, consentendo di realizzare una ricca plusvalenza. Ma quando andiamo a chiedergli perché, ci accoglie con una troupe degna dei migliori studi televisivi. Due società, la Mama e la Giovi, hanno acquistato un'area. Come facevano a sapere che il comune lì voleva fare un parcheggio? Nel 2016, 17, 18 l'idea di fare il parcheggio era sotto il ponte in area di Val di Molini, poi invece ho raccontato ai cittadini che sarebbe invece opportuno spostare quel parcheggio in altre aree e quindi sapevano tutti che l'idea era quella perché era partito un diverso orientamento. Lei comunque conosceva le persone che hanno venduto il terreno? Assolutamente, a me abitano a 10 metri da casa mia, li conosco da sempre. Però se lei doveva farci un parcheggio, perché non ha chiesto a loro se avevano voglia di vendere quei terreni? Ripeto, io non vado dai cittadini a chiedere. Vista dall'esterno, sembrerebbe che queste due ditte sono le uniche che ci hanno guadagnato però in questo affare. Chi ci ha guadagnato è il comune, nel senso che, ripeto, ha pagato 4 volte quell'area? No, non ha pagato 4 volte quell'area, l'ha pagata secondo i valori di mercato, vi ho detto prima, attraverso una perizia. Come fa a non fare media una compravendita che è avvenuta 9 giorni prima ad un prezzo molto inferiore? Le ripeto nuovamente per la terza volta che il prezzo di acquisto lo fa il comune in base a una perizia esterna. Lo ha fatto cioè il comune da lui guidato. Avrebbe potuto comprare i terreni direttamente dai vicini, senza perizia, e risparmiare altro cemento. Invece li ha acquistati in cambio di cubature a prezzi quadruplicati e ne hanno beneficiato le società Mama e Giovi. I titolari di Mama, originari di Acri e Saracena, provincia di Cosenza, ma da ormai più di 30 anni sul Garda, gestiscono un ristorante in uno dei luoghi più incantevoli della riva est del lago, un posto da sogno. Se da qua va fino a Sirmione Peschiera, la maggior parte dei ristoranti sono quasi tutti calabresi, sì. Ma non perché siamo calabresi, perché arrivano i soldi, perché ci abbiamo lavorato, come quelli che fanno anche tante nostre critiche su di noi, dovrebbero venirci anche a vedere cosa facciamo, cosa non facciamo. Voi come sapevate che in quell'area ci faceva qualcosa di redditizio? Noi non lo sapevamo, noi quando abbiamo comprato, le ripeto. Avete comprato un campo alla fine? Sì, ma in una zona molto prestigiosa. Noi abbiamo acquistato del terreno, semplicemente. La cosa strana è effettivamente che voi abbiate una disponibilità economica tale da fare un investimento simile, capito? Cioè non è la grande ditta altoatesina che arriva, è la banca, ma è... l'ho detto già. Finiamo l'anno prossimo di pagare un mutuo. Scorrendo le proprietà dei due soci ci rendiamo conto che gestire un ristorante sul lago è molto redditizio. 3 o 4 ville multipiano a testa e poi i terreni. 10.000 metri quadrati tra boschi e vigneti Turano e 5.000 d'Atri, più altri 20.000 acquistati tramite le società. La cosa un po' strana è che voi acquistate a 205.000, ok? Dopodiché, dopo la perizia del comune, fa capire che quel terreno vale non 7 euro come voi avete pagato al metro quadro, ma 30 euro al metro quadro. Quindi voi ci avete fatto un guadagno enorme. È la realtà. Ma questo è un dato di fatto. Poteva anche non concedercelo, per loro è il risultato importante per lo sviluppo del ponte, di tutto quanto il resto. Ma noi abbiamo fatto una richiesta. Poi loro l'hanno accolta. Un buon amministratore
cosa fa? Deve creare delle opportunità. L'imprenditore deve cogliere queste opportunità. La totalità ad oggi degli istituti ricettivi sono state realizzate da cittadini residenti. Okay? Che hanno portato la residenza per la sua famiglia. Questo è importante per me. Okay? Quindi, si è perso, in effetti la storia è un po' intricata. Allora, questo sindaco ha una visione, quella è anche un'ossessione, quella di costruire un ponte sospeso lungo 300 metri. Ora però questa iniziativa viene in qualche modo osteggiata dalle associazioni ambientaliste, anche perché è previsto poi l'arrivo di 100.000 turisti ogni anno. Dove parcheggeranno? Insomma, l'ipotesi è quella di farle parcheggiare su dei terreni agricoli che erano di proprietà della vicina di casa del sindaco, solo che lei non la sapeva questa storia e quindi cede i terreni anche in fretta a degli imprenditori calabresi. Che fanno questi poi dopo? Rivendono una parte di quei terreni al comune, li offrono, ma non chiedono in cambio dei soldi, chiedono cubature, la bellezza di 4.600 metri cubi per costruire strutture ricettive del valore di 400.000 euro. Ecco, insomma, fanno un bel colpo, realizzano una bella plusvalenza. Loro dicono: ma guardate che è tutto regolare, e noi non lo mettiamo in dubbio, e dicono anche: siamo finiti nelle polemiche solo perché siamo di origine calabrese. Noi il preliminare d'acquisto dei terreni l'avevamo fatto 3 mesi prima di offrirli poi al comune. Abbiamo chiesto conto al sindaco di tutto questo, è andata la nostra Rosa Maria Aquino, che però si è trovata di fronte a una troupe televisiva che registrava la sua stessa intervista, e poi all'indomani di questa intervista è successo qualcosa di inaspettato. Il sindaco ha inviato una lettera al CDA della RAI, alla commissione di vigilanza, all'ufficio legale, e ha allegato un messaggio che girava nei giorni in cui Rosa Maria stava realizzando l'inchiesta, che recitava così: Report si occuperà di infiltrazioni mafiose a Costermano. Ma il sindaco poi fa qualcosa di più, ad un certo punto organizza un evento con la sua cittadinanza e trasmette per integrale l'intervista che aveva registrato alla nostra Rosa Maria Aquino, nel tentativo di bruciare l'inchiesta. Un sindaco più che visionario, televisionario, però insomma poi dopo l'effetto non è stato proprio quello che si aspettava. Vi presento i 2 temi della serata. Il primo, l'azione amministrativa di Costermano sul Garda di questi anni, e quindi andiamo a vedere l'intervista appunto che è stata fatta qualche giorno fa. Il sindaco mette in piazza tutta la nostra intervista per smentire il messaggio anonimo circolato in paese, ma dalla stessa intervista si capisce che sin da subito erano altri motivi per cui voleva anticiparla. Fra 6 mesi ho le elezioni, mi permetta. Se lei fa questa intervista e la lancia dopo novembre, io esco col mio pezzo e ti spiego le cose. Non posso permettermi... Il pezzo, cioè lei è un giornalista? No, non sono un giornalista, ma spiego queste cose, ai miei cittadini io faccio altre cose. E qualcosa della serata organizzata gli va storto. Sembra che lei, sindaco, cioè per quanto riguarda le regole delle aree SIC, tutte quelle cose che sono inviolabili, per quello che riguarda le sue cose, tipo il terreno, il bosco di sua moglie, le regole non valgono. Invece per quello che riguardano i vincoli che ci sono a livello dei terreni che ho venduto io, invece secondo me lei li calpesta, perché lei ha detto prima nel video: ah, loro le conosco, non mi hanno chiesto mai niente, eccetera eccetera. Però noi, perché bisogna chiedere, no. Cioè se noi le siamo simpatici, allora le regole valgono, perché io ho notato che purtroppo nel comune di Costermano sul Garda, posso dirlo davanti a tutti, purtroppo ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. A noi non è mai stato chiesto niente. E una curiosità vogliamo togliercela anche noi.
Cosa c'entrano le infiltrazioni mafiose con quello che abbiamo visto? Ma infatti, lei sta arrivando, infatti l'ho detto prima che io la ringrazio per essere qui e che ero convinto che lei si dissociava da questi servizi, da questa notizia. Da cosa mi devo dissociare? Dalle voci di paese? No, si deve dissociare dal fatto che non era sua o non era vostra la notizia che c'erano le infiltrazioni mafiose. Queste voci da chi arrivano? Lei li ha individuati? No, io non faccio questo tipo di indagine. Come no? Lei è un poliziotto. Che c'entra? Che c'entra? Insomma, ce lo chiediamo anche noi. Se poi lo scopo del sindaco nel trasmettere l'intervista originale della nostra Rosa Maria Aquino era quello di tranquillizzare la sua cittadinanza, beh, ha ottenuto l'effetto contrario, perché all'indomani della proiezione tutti i giornali locali hanno riportato la notizia e i contenuti dell'inchiesta di Report, evidenziando anche il messaggio del sindaco, cioè quello dove si parlava, c'era un accostamento tra l'infiltrazione mafiosa e la sua città. Ora, poi in base a quali elementi lo abbia fatto noi non lo sappiamo. Ipotesi a parte, adesso passiamo al capitolo 2 cuori e una villa anche costruita vicino a un cimitero. Questa qua è la casa del sindaco? Tutta la casa del sindaco, eccola qua. C'è un muro che la cinge dappertutto. E quindi che domina? Che domina, sì. E questa era zona SIC, sito di importanza comunitaria. L'autorizzazione amministrativa è stata rilasciata ai coniugi Cerpelloni Passarini, marito e moglie. Bentornati, allora stavamo parlando di un sito di interesse comunitario che domina dall'alto il lago di Garda, un posto incantevole, tuttavia si è trasformato negli anni in un cantiere, ville hollywoodiane, boschi edificabili, e tutto ruota intorno alla figura di un sindaco. Lago di Garda, lato est, provincia di Verona. Un affaccio sul lago oggi vale oro e il Veneto è, secondo ISPRA, una delle regioni a più alto consumo di suolo. Anche qui, su queste sponde, le gru spuntano come funghi. Vediamo qua il golfo di Garda, c'è la zona boschiva, il lago che attrae milioni e milioni di turisti da tutta Europa, e ci sono zone SIC, siti di importanza comunitaria, tutelati dalla comunità europea, non si potrebbe costruire quasi niente. Come si può costruire qui? Chi dà le concessioni è il sindaco del paese, che dovrebbe essere il primo tutore della legge, si è messo in testa di promuovere tutti questi affari. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella Costermano sul Garda non ha la fortuna di essere a bordo lago, ma la vista da qui è spettacolare. Dove sarà? Questo ragazzo. E il sindaco conosce le potenzialità del suo territorio e sa come utilizzarle. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza così numerosa. Questa sera parliamo di due temi. Lo stesso sindaco, difatti, insieme alla moglie, aveva dei terreni che valevano praticamente nulla, stati ceduti ad una società tirolese a una cifra di 140 euro al metro quadro. Quindi già questo fatto per dei terreni agricoli, dei terreni boschivi, fa pensare. Circa 6 mesi dopo si viene a conoscenza anche che queste aree sono destinate a diventare edificabili. Passano gli anni. Leggendo l'atto di compravendita, vediamo che le date in cui vengono erogati gli assegni per il pagamento dei terreni del bosco seguono quelle dell'iter dell'approvazione del cambio di destinazione d'uso dei terreni. Un caso? Lei da sindaco ha reso edificabile un bosco. Questo bosco era stato venduto ad una società altoatesina, la MEP. Chi è che gliel'aveva venduto? Allora, anche qui c'è da fare secondo me tre premesse. La prima, sarebbe opportuno che le informassi i telespettatori che questo esposto è già stato archiviato nel 2018 in quanto la procura... È una cosa che è avvenuta o non è avvenuta? Certo che è avvenuta. È stato venduto un bosco? Certo che è stato avvenuto, da ma chi? La procura non ha riscontrato alcune illegalità. No, noi non siamo una procura, noi facciamo domande. Volevo capire se questo bosco era stato venduto e da chi? È stato venduto da mia moglie ad una società MEP.
E poi lei lo ha reso edificabile? L'amministrazione, io non ho mai partecipato a alcun atto amministrativo che formava quel piano di interventi. Ci rimane però un dubbio sul prezzo. Quello medio di un bosco nel suo territorio è di circa €1 al metro quadro. Come fa sua moglie a vendere a 140? Prima della vendita mia moglie ha fatto fare una perizia da un tecnico che l'ha giurata anche in tribunale per verificarne il valore di quell'area. Okay? E il perito appunto ha certificato che c'era la possibilità di costruirci già un'abitazione vista lago. Il terreno è diventato edificabile dopo, No, non prima, quando è stato venduto, no, sindaco. No. Ma lei ha verificato la perizia? Sì, nell'atto di vendita ci sono addirittura delle rate che seguono l'iter dell'approvazione poi del cambio di destinazione del terreno, quindi all'epoca il terreno non era edificabile. È scritto molto chiaramente che c'era una zona di espansione della zona BB17 dove si poteva già realizzare 130 metri quadri di abitazione. Le ripeto nuovamente, 130 metri quadri di abitazione in quella posizione, se le chiede a chiunque uscendo dal comune quanto può valere, vale già abbondantemente la metà di quel prezzo del terreno che è stato venduto. Poi aveva un'estensione superiore e inserita nella ZTO dell'ambito residenziale, quindi aveva potenzialmente una buona prospettiva. Tutta mia la città. Una prospettiva più che buona, perché dopo l'intervento del comune ora si potrà costruire fino a 3.000 metri cubi. Poco vicino a quell'area altro cemento. Sta nascendo un'imponente costruzione. Questa qua è la casa del Tutta sindaco? la casa del sindaco, eccola qua. C'è un muro che la cinge dappertutto. E quindi che domina? Che domina, sì. E Questa che... era zona SIC, sito di importanza comunitaria. L'autorizzazione amministrativa è stata rilasciata ai coniugi Cerpelloni Passarini, marito e moglie. Non so cosa sia, se verrà fuori in villaggio, non lo so. La casa è a pochi metri dal cimitero tedesco, dove riposano 20.000 salme di caduti di guerra, uno dei monumenti più importanti di Costermano. Non si poteva costruire se non a 200 metri. Allora hanno ridotto i vincoli a 50 metri, dopodiché questi vincoli da 50 metri sono stati portati per poter costruire a ridosso del confine del cimitero a 50 metri dall'ultima salma. Fatto è che il sindaco e la sua consorte ha potuto costruire questo po' di costruzione. Alla riduzione dei vincoli di distanza dal cimitero si sono opposti i tedeschi, la Presidenza del Consiglio italiana e 2 ministeri. E a gennaio scorso una sentenza del TAR ha annullato la delibera comunale che dava il via libera alla costruzione di un centro anziani a ridosso delle mura cimiteriali, ribadendo il vincolo di 200 metri. Quanto dista la sua abitazione dal cimitero? Dal muretto di Cinta? Dalle tombe sono circa 80-90 Non dalle metri. tombe, dal muretto di Cinta. Non lo so, lo misuri lei. Non serve misurarlo per capire che i 2 muretti sono vicinissimi. C'è una sentenza del TAR del gennaio 2023 che dice non si può ridurre arbitrariamente la distanza con il cimitero. Quindi se lì non potrà essere costruito un centro anziani, anche la sua abitazione non potrebbe stare lì secondo questa sentenza? No, guardi, lei è meglio che legga la sentenza. Per la sentenza non fa riferimento alcuno a nessuna delle costruzioni attorno al cimitero militare tedesco, ma fa riferimento esclusivamente alla pianificazione urbanistica inserita nel piano interventi numero 11 di un centro per anziani del nostro territorio, che è un'opera per noi fondamentale, è un'opera che vorremmo realizzare e realizzeremo, ed è per quello che abbiamo fatto ricorso in Consiglio di Stato. Allora, il comune di Costermano vuole costruire un centro per anziani a una distanza minore di 200 metri dal muro di cinta di un cimitero dove riposano le salme di 20.000 caduti tedeschi. E l'associazione che gestisce il cimitero, con la Presidenza del Consiglio italiana, il Ministero degli Esteri e quello della Difesa, hanno presentato un ricorso al TAR che ha dato loro ragione. Un ente locale non può interpretare in senso restrittivo un trattato
tra due stati, il Trattato di Bonn non può calcolare la fascia di rispetto del cimitero a partire dalle salme, cioè da dove sono le tombe, e non invece dove è il muro di cinta. Il sindaco, non contento, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, insomma, cioè, è una coincidenza, ma pure lui sta costruendo là vicino. Insomma, sembra un territorio dove i vincoli vengono interpretati per poi far sorgere un cantiere. Bene, questo è il servizio. Direi che è un servizio molto efficace, come abbiamo potuto comprendere. Ringrazio ancora Rosa Maria Aquino per averci anche consentito di proiettare il servizio assieme a lei, e mi scuso anche con Rosa Maria e anche con voi, forse per un audio che non è proprio esaltante, ma è la prima volta appunto che ci troviamo a effettuare queste cose, e quindi cercheremo anche di perfezionare l'audio. Dicevo che io stesso ho dei commenti da effettuare in relazione al caso, commenti che vorrebbero essere di tipo giuridico, appunto io sono giurista, come sapete, commenti ne ha anche Giacomo Menegus, ma lascerei la parola a Rosa Maria Aquino per appunto delle indicazioni in merito a questo suo servizio. Grazie. Allora, intanto grazie a tutte e tutti per essere qui e grazie al professor Malo e all'università che ospita questo ciclo di incontri in cui Report inizia questa collaborazione con l'università. Allora, guardando il servizio, che in genere è un rito che viene consumato da soli a casa, mi viene da pensare che invece potrebbe essere molto efficace questa collaborazione, perché in realtà quello che noi facciamo è entrare dentro le cose, sentire le testimonianze in maniera diretta e calarci in alcune realtà che magari sono le stesse realtà che voi studiate. Io sono stata molto tempo fa una studentessa di scienze politiche, avevo un professore, Alberto Groman, di storia economica, che diceva per capire come evolve una società, come evolve un territorio, bisogna guardare soprattutto la sua urbanistica. E lui ci portava fuori, noi stavamo a Perugia, e dall'evoluzione del territorio ci faceva comprendere come effettivamente cambiavano le politiche di quel territorio. Io penso che quello che si vede a Costermano, che poi è un laboratorio di quello che sta avvenendo in tutto il lago di Garda, sia emblematico di questo esempio, ossia è un territorio che viene scelto dai turisti proprio perché è un territorio di grandissimo valore naturalistico. Eppure le persone che ci abitano si rendono conto che questo equilibrio tra la natura e il progresso, il turismo, i resort, è sempre più labile ed è a favore di gru, ditte che arrivano e costruiscono, e consumo di suolo importante. Vi assicuro che io ci sono stata, diciamo, ho fatto diverse inchieste sul lago di Garda, ci sono stata, diciamo, lì per un paio d'anni e mi sono resa conto anch'io di come è cambiato il territorio dalle prime inchieste che ho fatto a quelle poi successive. Questa inchiesta nasce però, e questo secondo me è l'aspetto principale, da una segnalazione, da più segnalazioni che ci arrivano proprio da cittadini che però avevano paura a comparire. Voi avete visto la testimonianza della signora che poi si espone? La prima intervista che facciamo con lei è un'intervista a volto coperto. Lei aveva paura di esporsi perché comunque è un ambiente piccolo, c'è tantissimo controllo del territorio, esporsi significa sempre pagare un prezzo. Chi si esponeva? Si esponevano i rappresentanti politici, loro fanno opposizione, per loro è tutto molto più semplice. Chi si è esposto sono stati gli ambientalisti, perché loro hanno fatto una battaglia per diciamo preservare questo bene comune che è la Valle dei Mulini. Però poi avete visto il servizio ha avuto una sua evoluzione, il sindaco ha fatto questa sua assemblea e lì la signora ha preso coraggio
Voi nel montaggio la vedete prima a volto scoperto, ma vi assicuro che fino a quell'ora la signora era per noi una fonte coperta. E invece lei prende coraggio in assemblea pubblica davanti a tutta la sua cittadinanza, denuncia e in quel modo partecipa. In quel modo si riprende un pezzo dei suoi diritti. E questa per me, al di là di tutta la fotografia che abbiamo fatto del territorio, è la parte più significativa di questo lavoro, ossia un cittadino di quel luogo che si sente invaso in un certo senso dal turismo, dall'edilizia, prova a dire la sua. Avete visto che ci sono stati degli applausi, quindi evidentemente la signora non era da sola. Lo abbiamo capito questo quando dopo questo servizio sono arrivate altre decine, direi centinaia di segnalazioni di quel territorio e non soltanto, anche di chi in Italia aveva visto questo esempio e aveva detto venite a vedere nella costiera amalfitana, venite a vedere cosa succede in Sardegna, venite a vedere cosa succede in Puglia, eccetera. Come è andata a finire? Questo solo perché insomma potete trovarlo sul nostro sito, ci sono diversi servizi sul lago di Garda, ma va a finire così che una conferenza dei servizi che è stata diciamo abbastanza tempestiva, nel senso che dopo questo servizio ne abbiamo avuto quasi subito notizia, ha sospeso i lavori, il progetto del ponte per due motivi fondamentali. Il primo è che il ponte sarebbe nato su un terreno argilloso e franoso. Noi ad agosto dell'anno prima avevamo fatto le riprese, avevamo visto che questo terreno veniva giù. E poi c'era anche un problema su quel parcheggio. Voi avete visto questo parcheggio che cosa ha creato, no? Diciamo è larga parte del nostro servizio. La soprintendenza dice il parcheggio lì, così come lo avete previsto, non può esistere perché stravolgerebbe il paesaggio di quel territorio che è diciamo alle porte della Valle dei Mulini. Ora, la domanda che ci siamo fatti è: ma com'è possibile che si sia deciso prima qualcosa senza ancora avere il parere di una soprintendenza? E la soprintendenza in questo caso ha avuto un ruolo di controllo e monitoraggio di quello che succedeva, e anche una sorta di argine. Quindi comunque in ogni caso quel parcheggio lì non si sarebbe potuto fare anche se il ponte fosse stato messo in piedi. Che cosa io voglio lasciare spazio ai vostri commenti perché insomma quello che io avevo da dire lo avete visto, però cosa voglio dire con questo? Che se si va sul lago di Garda, naturalmente non è solo Costermano il posto diciamo emblematico di ciò che sta succedendo. Noi abbiamo allargato lo sguardo e abbiamo visto che su questi terreni franosi hanno voluto e continueranno a costruire una ciclovia che dovrà consentire di svolgere un giro intorno al lago continuativo senza mai scendere dalla bicicletta, che è una bellissima idea, però bisogna fare anche i conti con il proprio territorio. E abbiamo visto delle colline dove in genere i ciclisti si spostano con la bicicletta per vedere la vista lago, che sono completamente murate da costruzioni nuove, un po' per il piano casa, un po' perché sono stati concesse migliaia di cubature a questi resort. Il territorio inizia a diventare squilibrato da questo punto di vista, cioè ripeto, le persone scelgono il lago perché è un ambiente naturalistico meraviglioso, ma in questo momento, come dice un ciclista che incontriamo, più che un giro tra i sentieri, facciamo un giro tra i cantieri. È cambiato così. Per cui quello che noi possiamo fare e che facciamo è denunciare, portare il nostro sguardo, farlo vedere ai cittadini, ai telespettatori. Poi però c'è un territorio che si deve riprendere le proprie strade, i propri parchi, la propria natura, e questo territorio deve essere governato, ma io quello che penso è che ci sia bisogno anche di una grossa partecipazione di cittadini e di avere il coraggio, a volte, come hanno fatto queste persone, di prendere un microfono in mano, ma anche il proprio cellulare e documentare quello che sta accadendo, perché
avere gli occhi su un territorio significa non permettere che questo territorio diventi preda di chiunque voglia. E questo, insomma, è un po' il senso di questo servizio. Grazie Rosa Maria. Ecco, allora inizierei con qualche osservazione. Qui sì, un po' mi sono messo d'accordo con il collega Giacomo Menegus. A lui la parte relativa al cimitero storico-militare, anch'io ho visto qualche cosa in merito, ma mi dedicherei innanzitutto alla questione del ponte tibetano. Allora, in realtà non esattamente al ponte o prioritariamente osserverei qualche cosa in relazione al grande parcheggio che vedete lì. Ancora per fortuna il parcheggio non c'è l'area verde in parte boschiva. Prima di entrare nel merito, ho bisogno di fornirvi due coordinate in relazione alle fonti giuridiche. Le fonti giuridiche iniziano con la Costituzione. Già in altre occasioni ho detto che una parte della nostra politica sembra aver dimenticato la Costituzione italiana o comunque sembra essersi affrancata dalla Costituzione, ma la Costituzione è legge vigente ed è legge anche in certa misura autoapplicabile finché è possibile dare un'applicazione diretta. Comunque, se non è autoapplicabile, va applicata attraverso la legislazione ordinaria conseguente. Qui vediamo l'articolo 9 della Costituzione, che già conosciamo in aula per le nostre lezioni, che tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. Oltre all'articolo 9 riformato, tra l'altro recentemente, vorrei mettere in evidenza l'articolo 41 della Costituzione, secondo cui l'attività imprenditoriale è libera, e ci mancherebbe. La nostra Costituzione incita l'attività imprenditoriale, la nostra Costituzione è legata a uno sviluppo imprenditoriale privato, crede molto nel privato. Crede però molto anche negli interventi pubblici, questo detto tra parentesi, la nostra Costituzione è una Costituzione che richiede anche un forte intervento pubblico in materia economica al fine di consentire una situazione di maggiore equilibrio e di maggiore armonia di sistema sociale. E comunque l'iniziativa economica è libera, l'iniziativa imprenditoriale è libera, ma non si può svolgere in contrasto con come dire, dei valori che sono assoluti, supremi, costituzionali supremi, tra cui l'ambiente, in modo esplicito ora compare, la salute, la sicurezza, la libertà, la dignità umana. La Corte Costituzionale ci ha fatto capire già da tempo che l'ambiente vuol dire anche il paesaggio, insomma, e quindi la limitazione dell'attività imprenditoriale sta anche in relazione al paesaggio, di modo che qui il rapporto tra valori non è un rapporto paritario. Tutte e due stanno in Costituzione, 9 e 41, ma vorrei dire che la questione, in caso di contrasto, come nel caso di Costermano, si deve risolvere in senso gradualistico, perché il valore paesaggistico è più forte rispetto al valore dell'iniziativa economica che in caso di conflitto deve cedere. Ancora, noi possiamo notare in Costituzione che l'ordinamento italiano si conforma agli obblighi internazionali, cioè la potestà legislativa italiana è esercitata nel rispetto dei vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario e dall'ordinamento internazionale. Allora, in attuazione dei principi costituzionali, specialmente articolo 9, troviamo vigente il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, codici urbani, e in attuazione degli aspetti internazionali, più che in attuazione, gli aspetti internazionali, diciamo, per quanto riguarda la comunità europea, possiamo citare la direttiva del
1992 numero 43, che è quella che viene nel servizio anche menzionata per i siti di interesse comunitario, i SIC, e possiamo rammentare la Convenzione Europea del Paesaggio, che è convenzione intesa come trattato internazionale promosso dal Consiglio d'Europa. Allora, scendiamo al Codice dei beni culturali che dà attuazione all'articolo 9 della Costituzione. Il codice dice che le regioni debbono elaborare e approvare piani paesaggistici e i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali. Non dimentichiamo che la signora vende la sua area come un'area appunto agricola. E secondo la legge vigente, un'area agricola che non è ancora sottoposta a vincolo, perché in ipotesi ancora non si è pensato di vincolarla, andrebbe sottoposta a vincolo perché in fondo l'indirizzo è quello di trovare delle aree agricole di pregio da salvaguardare. Questa è la legge, insomma, che dopo va attuata in via amministrativa col piano. Avvertite che l'articolo 145 della stessa legge, dello stesso codice, dice che i piani paesaggistici prevalgono su qualsiasi altro piano, non sono derogabili, sono cogenti anche per gli enti locali, per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle province, eccetera. Ancora, il provvedimento di vincolo paesaggistico normalmente, secondo la legge, è oggi della Regione per il principio autonomistico, Costituzione, e quindi un favore verso le funzioni amministrative date agli enti regionali. La Regione emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili, aree come beni paesaggistici, quindi il provvedimento di vincolo paesaggistico è della Regione. Ma se la Regione non opera, se la Regione non vincola quello che va vincolato, l'articolo 138, sempre del codice, dice che provvede il ministro. È fatto salvo il potere del ministero su proposta motivata del soprintendente. Il ministro non può essere in tutta Italia, ma ci sono i soprintendenti apposta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di interesse paesaggistico. Bene, la direttiva della Comunità Europea, allora Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea, che abbiamo indicato, dice che i siti di interesse comunitario sono siti volti allo sviluppo degli elementi, non solo questo, sono siti volti allo sviluppo degli elementi del paesaggio. Quindi anche per questa via abbiamo, diciamo, una forte tutela, o dovremmo avere una forte tutela dell'area. Allora, parcheggio di 400 auto e 10 bus. Tra l'altro, voglio farvi osservare che in un momento anche antecedente rispetto alla questione così come l'abbiamo colta e come è emersa, già all'inizio del 2023, il sito del Ministero della Cultura presenta l'area della Valle dei Mulini, quindi l'area di Costermano, come un'area di grande pregio. Non pare che sia, per quanto ho capito, proprio vincolata in senso stretto come bene paesaggistico, però è un'area di grande pregio e si prevede addirittura una giornata europea del patrimonio proprio in loco il 23 settembre del 2023. E è rimasto nella pagina del sito del Ministero questo periodo finale di questa presentazione, questa frase finale di questa presentazione della passeggiata, si dice un luogo fortemente minacciato, quindi il Ministero è al corrente già all'inizio del 2023,
un luogo fortemente minacciato dalle progettazioni urbanistiche dell'amministrazione comunale, che ha in programma in Val dei Mulini la costruzione di un ponte sospeso, eccetera, un camping comunale, aree di ristoro, aree museali, percorsi, eccetera, e parcheggi. Allora, voglio dire, se la regione non vincola, 138 potrebbe essere applicato, ma dovrebbe essere applicato immediatamente, cioè il vincolo dovrebbe scattare per provvedimento ministeriale. Non mi pare che questo sia avvenuto. I SIC, siti di interesse comunitario, dicevamo che questa è un'area SIC, la Valle dei Mulini, e in realtà c'è una perimetrazione. Ora, io lo dico spesso ormai, noi conosciamo le cose più strane che probabilmente ci riguardano anche poco. Se il tal giocatore si è rotto il menisco, giocatore che gioca in Serie A, noi sappiamo se la sua situazione è buona o se giocherà o non giocherà. E questo ci piace saperlo, forse, non lo so. Non capisco perché non ci sia una forma di pubblicità, nel senso di conoscibilità rigorosa delle nostre aree tutelate. Allora, l'area SIC di Costermano non è individuabile facilmente per una persona qualunque. Bisogna entrare nei meandri dei siti burocratici per avere qualche risultanza, ma invece sarebbe necessario in fondo conoscere quell'area come area che è sito di interesse comunitario, perché tutti dovrebbero rendersi conto che è un'area di alta tutela già per questa via. Ancora, ci sono sempre nel comune di Costermano delle aree tutelate secondo il provvedimento di vincolo paesaggistico e entrando nel sito internet del Ministero della Cultura si trova anche qualche cosa della Valle dei Molini, ma evidentemente non l'area venduta dalla signora, perché altrimenti non sarebbe stata venduta così facilmente, omettendo ogni aspetto che riguarda il vincolo paesaggistico, se non erro. Comunque abbiamo qui la signora che vende il terreno e il terreno è comunque un terreno ritenuto di pregio, tanto che uno dei due imprenditori nell'intervista dice la nostra Rosa Maria, avete comprato un campo? E lui le risponde, eh sì, ma è una zona molto prestigiosa. Eh sì, ma se è una zona molto prestigiosa lo capisce lui, lo deve capire prima la Regione Veneto e lo deve capire prima il Ministero, è area evidentemente da sottoporre a vincolo secondo le discipline giuridico-normative che stanno tutte nel codice dei beni culturali. L'area è parte di un sito di interesse comunitario. Ecco, anche questo io me lo chiedo, cioè quest'area precisa dove si prevede un grande parcheggio. È un'area che fa parte del SIC? La perimetrazione del SIC di Costermano comprende anche quest'area? Non è del tutto chiaro. L'area comunque andava certamente vincolata come bene di interesse paesaggistico in base all'articolo 135 del codice. E se non lo fa la regione, col piano, ripeto, paesaggistico, attraverso la perimetrazione del piano paesaggistico, lo deve fare il ministro, in base all'articolo 138. Il ministro che riconosce l'area come un'area di grande pregio, tanto che organizza una gita in zona, in base alle giornate europee per il paesaggio, e testimonia il fatto che quell'area è fortemente minacciata. Minacciata, dice, cioè, questo si trova nel sito del Ministero, non nel sito di un privato ambientalista. Poi questo tono sempre a volte che sento gli ambientalisti come persone, ma che questi cosa vogliono? Ecco, vabbè. C'è da dire però
allora, la ricostruzione giuridica è una ricostruzione giuridica che non doveva neppure consentire di arrivare alla compravendita di un bene che poi diventa addirittura ipotizzabile, insomma, come parcheggio, e quindi con una prospettiva, diciamo, di progettazione comunale, di pianificazione comunale come parcheggio. Non doveva avvenire nulla di tutto questo, perché il bene andava vincolato fin dall'origine, insomma, fin da quando c'è coscienza della natura di questo bene come bene paesaggistico. Nei fatti politici, perché appunto noi tentiamo qui di fare scienza per quello che è la scienza giuridica e la scienza politica. Nei fatti politici osservo che le scorse elezioni comunali del giugno del 2024 hanno comunque assegnato una larga maggioranza al sindaco uscente, cioè il sindaco Passarini con la sua lista ottiene un risultato molto buono, il 60,12% dei voti, e vorrei anche osservare che in questo caso è andata a votare, insomma, cittadini sono andati a votare in larga maggioranza, perché abbiamo il 74, il 75 quasi per cento dei votanti, ecco, rispetto agli elettori. E di questi tempi non è poco, anzi è molto. Sappiamo bene, noi che studiamo le scienze politiche, quanto sia forte la crisi nell'affluenza dei cittadini alle urne. Ecco. Ed è rimasta minoritaria l'altra lista, quella di Alex Simonetti. Chiudo con un'osservazione, però, che torna ad essere un'osservazione di tipo giuridico. Allora, di fronte a questo risultato elettorale così favorevole nel 2024, in un momento successivo rispetto ai fatti e rispetto all'evidenza nazionale dei fatti che ha dato Rosa Maria attraverso la sua inchiesta, il suo servizio. Ecco. Dopo tutto questo, il risultato elettorale premia comunque, e premia molto bene, il sindaco uscente, e lo conferma. E allora qualcuno potrebbe rammentare le frasi di qualche altro politico, magari di maggior spessore, sicuramente di maggior spessore politico, che diceva, beh, di fronte al risultato elettorale, per piacere, ecco, lasciateci lavorare, andiamo avanti, facciamo quello che a un certo punto pensiamo che sia giusto fare, abbiamo il corpo elettorale che è con noi, abbiamo la comunità che è con noi. Sì, questo orientamento è anche corretto, ma è corretto fino a una certa misura, perché in relazione al posteggio, e qui vorrei dire anche in relazione al ponte tibetano, ecco, io vorrei dire che la politica non ha libertà assoluta. La politica, a un certo punto verrà fuori, adesso forse dirà qualche cosa Giacomo, anche una invasione del bosco in area SIC che diventa in parte edificabile, tutta area SIC, eccetera. Allora, quello che voglio dire è che la politica si può fare quello che pensa di voler fare, e tanto più se vince così largamente le elezioni, ma non può fare nulla che sia in contrasto con in particolare i principi costituzionali. Quindi voglio dire, se la sovrintendenza, se gli organi tecnici, ecco, stabiliscono che un'opera in un'area vincolata è un'opera
che non può essere autorizzata, la politica non può, come dire, coprire questa decisione tecnica e dire no, comunque noi andiamo avanti e devastiamo quell'area perché abbiamo deciso di fare altro e abbiamo il consenso popolare. Il consenso popolare non può condurre alla negazione, diciamo, dei valori giuridici fondamentali e in particolare dei valori costituzionali, e il valore paesaggistico, abbiamo detto, si trova proprio nella primissima parte della Costituzione come principio fondamentale della Costituzione. Ecco, questo volevo dire, potrei anche andare oltre, ma mi fermo e lascerei la parola per il seguito a Giacomo Menegus. Buonasera, grazie, anch'io ringrazio Maurizio Malo per l'invito, per il coinvolgimento in questa bellissima iniziativa e vorrei ringraziare anche Rosa Maria Aquino per il bel servizio, che è veramente, quando si dice servizio pubblico, no? E che pone tutta una serie di temi che effettivamente hanno oltre ai profili che ha naturalmente affrontato Maurizio Malo, gli aspetti di tutela ambientale e dei beni culturali, anche in un senso più ampio, una rilevanza di diritto pubblico, che è la materia appunto che condividiamo, diciamo, in cui ci troviamo a fare ricerca e didattica entrambi. Per questo io cercherei di affrontare magari alcuni aspetti che emergono da questa vicenda, che sono davvero interessanti sotto questo profilo, in cui magari gli aspetti di tutela dell'ambiente, di beni culturali sono un po' più sfumati, ma rimangono comunque sullo sfondo. Toccherei essenzialmente 3 punti. Innanzitutto la questione della sentenza del TAR che è stata evocata in relazione a quella pianificata costruzione della casa di riposo diurna, o il centro anziani diurno a ridosso del cimitero, che poi è stata seguita dopo il servizio da una seconda sentenza del TAR conforme a quella citata nel servizio, che è particolarmente interessante perché in questo caso non era il comune a resistere, come si diceva, al ricorso del governo e di questa associazione umanitaria tedesca che gestisce per il governo tedesco il cimitero, ma era il comune a resistere al ricorso di una privata cittadina che aveva ottenuto la possibilità di costruire anche lei a ridosso del cimitero sulla base di strumenti urbanistici adottati dallo stesso comune, che però si vede, a seguito della sentenza citata, si vede negato il permesso di costruire e fa ricorso contro il comune, ma in questo caso il comune vince paradossalmente perché ha torto, ma adesso lo vedremo un po' meglio. E poi cercherei di fare molto rapidamente un paio di considerazioni più generali che secondo me si legano bene a quelle osservazioni che faceva da ultimo Maurizio Malo su questo conflitto tra i profili giuridici e poi il risultato politico elettorale che consegue il sindaco uscente, che viene rieletto con maggioranze amplissime, che è una duplice considerazione, una sul ruolo del comune in relazione alla pianificazione territoriale e l'altra che secondo me ci riguarda tutti come veneti, perché siamo una regione che è destinataria di flussi turistici molto importanti, è quella del ruolo dell'industria turistica rispetto alle decisioni che assumono i vari livelli di governo, da quello locale a quello regionale e nazionale. Ma parto dagli aspetti un po' più tecnici, che sono quelle 2 sentenze del giudice amministrativo sul cimitero. E come dicevamo, c'era il profilo del centro diurno per gli anziani, che è quello di cui si parla nel servizio, e poi questa signora che, avendo un terreno agricolo a ridosso del cimitero, sulla scorta di una variante al piano degli interventi del comune, aveva ottenuto dapprima il cambio di destinazione d'uso da
agricolo turistico ricettivo e aveva quindi l'aspettativa di poter costruire una struttura ricettiva a ridosso del cimitero. Ora, qual è il problema in questo caso? Che i cimiteri, anche i cimiteri di guerra, hanno una cosiddetta fascia di rispetto. Entro 200 metri tendenzialmente non sono permessi degli interventi di urbanizzazione, e questo per 3 ragioni essenzialmente. Una evidente igienico-sanitaria, soprattutto se un cimitero è un cimitero attivo, ecco. Ma poi ci sono delle evidenti ragioni ulteriori, che sono quelle della tutela della sacralità, della tranquillità, insomma complessivamente del rispetto del luogo, e anche una di garantire una certa fascia tra l'abitato e il cimitero per consentire eventuali ampliamenti. Questa fascia si può ridurre in alcuni casi da 200 metri a 50 metri, però sono dei casi molto particolari, tra cui la possibilità che appunto il cimitero si espanda, e quindi naturalmente non è l'abitato che si avvicina al cimitero, ma il cimitero che si allarga e si avvicina all'abitato, oppure in casi molto particolari in cui ci sia la necessità di fare un'opera pubblica, però ci sono tutta una serie di paletti che adesso non sto a ricostruire. Qual è la peculiarità di questo cimitero? È che è un cimitero di guerra, e non è un cimitero di guerra qualunque, ma un cimitero di guerra che accoglie le spoglie di soldati prevalentemente caduti della seconda guerra mondiale, ma anche in misura minore della prima guerra mondiale, che però è disciplinato da un trattato internazionale che l'Italia e la Germania hanno concluso dopo la seconda guerra mondiale, ed è stato ratificato dall'Italia nel 1957. Ora, cosa si dice in poche parole in questo trattato? Che sostanzialmente tutto quello che riguarda, cercando di sintetizzare, tutto quello che riguarda la gestione e la tutela del cimitero viene gestito, viene deciso di comune accordo tra le due parti. Abbiamo questa associazione umanitaria che gestisce per conto del governo tedesco il cimitero, dall'altra parte abbiamo tutte le nostre istituzioni, il Ministero degli Affari Esteri in primis, che infatti quando si decide di costruire a ridosso fa causa insieme all'associazione umanitaria contro il Comune di Costermano. Il Comune di Costermano com'è che giustifica questo suo intervento? Beh, da una parte dice quello non è più un cimitero, è diventato un sacrario, perché non ci sono passati 10 anni, c'è una norma nazionale che prevede che passati 10 anni non ci sia più la fascia di rispetto, perché naturalmente vengono meno le questioni igienico-sanitarie. Oppure dice noi abbiamo attivato una delle deroghe che ci sono consentite sempre dalla normativa nazionale, ma questo si scontra, e questo lo dice il TAR Veneto sia nella prima che nella seconda sentenza, si scontra contro il trattato internazionale che vincola anche l'amministrazione comunale, perché il trattato internazionale dice che sono le parti di comune accordo a decidere se quello sarà un cimitero o un sacrario, e comunque va segnalato che l'ultima salma è stata inumata nel 2019, quindi comunque non sono trascorsi 10 anni, e che comunque quella deroga che vorrebbe far valere il comune era una deroga per l'ampliamento del cimitero e non per l'avvicinamento e la costruzione di nuove strutture a ridosso. Ora, la cosa che colpisce è che abbiamo avuto un ricorso contro la casa di riposo di Urna, abbiamo avuto il diniego al permesso di costruire per la signora che voleva fare la struttura ricettiva. La casa del sindaco però, non so adesso a che punto siano i lavori, erano in stato abbastanza avanzato, per ora è lì, però la situazione giuridica è essenzialmente la stessa, perché è costruita non solo entro la fascia di rispetto che comunque rimane, visto che il trattato internazionale vuole tutelare il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti, quindi rimane lo spazio dei 200 metri, ma addirittura entro la soglia assoluta di inedificabilità dei 50 metri. Come andrà, quali saranno le sorti della casa del sindaco, non so dire. La cosa che mi permetto di segnalare in questa un'ipotesi che potrei fare
ci si domandava, ma perché una struttura così grande a destinazione residenziale? Ma perché non è necessario avere una struttura, una destinazione turistico-ricettiva per fare attività ricettiva? Perché può essere benissimo una locazione turistica o una seconda casa che mantiene la destinazione residenziale. Quindi non è necessario che diventi un resort o un albergo, ecco. Quindi chiudendo sul cimitero, è vero che c'è stato ricorso al Consiglio di Stato, però diciamo che l'esposizione delle ragioni di diritto da parte del giudice amministrativo di primo grado e ribadite anche sia nella prima che nella seconda pronuncia sono abbastanza molto solide e lineari, insomma, nello sviluppo del pensiero del Comunque, collegio. se non erro, ancora il Consiglio di Stato non si è Non si è pronunciato, ancora vero? pronunciato. Io non ho trovato nulla, No, vero? infatti. E invece adesso venendo, magari anche cercando di stringere, che così se ci sono degli interventi o delle domande lascio spazio anche a voi, le considerazioni più generali che si legano appunto al risultato elettorale anche molto, molto favorevole al sindaco uscente. Beh, qui abbiamo un po' un grande dilemma che è quello del comune, che è l'ente a cui viene affidata la pianificazione territoriale per eccellenza. Perché le viene affidata? Perché da un certo punto di vista potremmo dire positivo, c'è la prossimità dell'amministrazione comunale al territorio, agli interessi dei cittadini che in quel territorio abitano, e anche perché la vicinanza consente una certa partecipazione all'elaborazione degli strumenti urbanistici, ma dall'altra parte, e questo è ampiamente rilevabile solo vedendo lo sviluppo urbanistico dell'Italia nel secondo dopoguerra, c'è anche un profilo negativo, cioè il fatto che questa prossimità vuol dire anche prossimità non solo all'interesse della comunità, ma anche a molti interessi particolari, e alcuni interessi particolari rischiano di influenzare naturalmente in maniera più pesante quelle che sono le scelte urbanistiche. E poi c'è anche una certa risposta a quelli che sono gli interessi più immediati della comunità, magari una scarsa capacità di guardare lontano e di mettere in atto delle pianificazioni che non abbiano corto respiro. Il fatto che si menzionava in un passaggio del servizio che il Veneto sia una delle regioni col maggiore consumo di suolo in Italia, adesso questo si sa da tempo, l'urbanizzazione e la distruzione della campagna veneta è stata evocata dallo stesso Zanzotto con l'espressione lo sterminio dei campi, no? Perpetrato da questa urbanizzazione, da questi centri commerciali, da questi parcheggi, però da un punto di vista proprio dello sviluppo urbanistico su questa linea non c'è una inversione di marcia, purtroppo. E questo è necessariamente legato anche a questa vicinanza con gli interessi immediati della comunità, soprattutto quelli economici. Dall'altra parte però c'è anche, e queste sono delle tendenze in atto anche a livello nazionale, c'è una tendenza che sembra contraddittoria rispetto a quella che vi ho appena evidenziato, cioè quella di togliere anche quei pochi strumenti, quei pochi vincoli che le amministrazioni locali potrebbero mettere in atto. E questo mi riferisco in particolare al decreto Salva Casa, soprattutto per quanto riguarda l'indifferenza nelle destinazioni d'uso, nei cambi di destinazione d'uso, che dovrebbe essere lo strumento per eccellenza per i comuni per governare un po' lo sviluppo del proprio territorio. Quindi, diciamo, proprio a fronte di questa vicinanza dell'amministrazione comunale, sarebbe molto importante che le regioni e le autorità tecniche, in particolar modo la sovrintendenza, come ha bene descritto Maurizio Malo, svolgessero appieno i loro compiti, cosa che per ora non sempre si può dire.
E poi faccio veramente l'ultima considerazione, che è più generale ancora, è quella del turismo. Il turismo è un po' la miccia di tutti questi interventi, dal ponte sospeso col mega parcheggio all'edificazione a ridosso del cimitero, perché poi tra l'altro tra le varie edificazioni c'è anche quella di un ostello che adesso non so se sia andata in gestione perché c'è stata una diatriba, vabbè. Però è tutto sulla scorta di questo turismo che viene ancora propagandato come il petrolio d'Italia, ma che andrebbe al di là dei sicuri vantaggi economici e dei sicuri agganci che ha in Costituzione. Giustamente prima si citava l'articolo 41, però comunque va considerato qual è un'industria come qualsiasi altra industria, che non è un'industria che non produce impatti, che non fa inquinamento, non crea delle cosiddette esternalità negative sui territori, perché qui sul Garda sono più che evidenti. L'impatto negativo è in questa cementificazione del territorio della sponda veneta. Presumo che stia succedendo lo stesso di là del lago. Quindi anche qui i compiti che non dovrebbero essere elusi da parte in primis della Regione. La Regione che in forza dell'articolo 117, quarto comma, ha una competenza in materia di turismo, quindi potrebbe regolare le attività turistiche, ma soprattutto ha una competenza concorrente in materia di governo del territorio, che dovrebbe esercitare in modo che almeno l'aspetto proprio le ricadute urbanistiche e sul paesaggio, sul territorio delle attività turistiche non assumano queste dimensioni così negative per la tutela dei valori fondamentali, giustamente e ben descritti da Maurizio Mala. Io mi fermerei qui e vi ringrazio. Grazie Giacomo, grazie professor Menegus e chiedo se ci sono dei dubbi, delle richieste da parte vostra, qualche prospettiva di opinione. Mi rendo conto che magari non è così agevole immediatamente entrare, diciamo, nella materia. Vorrei farvi osservare una cosa che è forse rimasta fuori, che riguarda il bosco. Allora, dice a un certo punto il direttore di questo periodico, direttore Corriere della Riviera, bosco in area SIC diventa area in parte edificabile. Allora, ancora una volta cerco di parlarvi in senso strettamente giuridico. Anche prima io non vi ho parlato in una prospettiva, diciamo, di opinione così personale, mi piace o non mi piace. Io cerco di risolvere la questione in senso giuridico e a me pare che, come nel caso precedente del parcheggio, anche qui la risposta giuridica ci sia e sia evidente. Sono stato abituato fin da giovane a utilizzare il diritto in senso rigoroso, il più possibile, insomma. Qui che cosa possiamo osservare? Possiamo osservare, punto 1, allora, quello è il bosco intanto, questo è il bosco, l'immagine proprio del servizio di Rosa Maria, un'immagine bellissima, come dice Rosa Maria, insomma, qui non saremo proprio sul lago, ma questo è un territorio di grande pregio. Cioè, lo capisce anche un bambino, insomma, che siamo di fronte a un territorio che andrebbe fortemente tutelato, tutto con vincolo paesaggistico. Comunque, il bosco c'è ed è area SIC. Qui pare non ci siano dubbi. E per deliberazione comunale parte dell'area boschiva diventa edificabile. Ma è possibile. Decisione che fa parte della discrezionalità politico-amministrativa? Mi chiedo. Allora,
torno a ripetere, abbiamo anche visto che la maggioranza è stata riconfermata in modo consistente, ma la maggioranza può tutto? La politica può tutto? È legittimo arrivare a tagliare parte del bosco e a costruire? Allora, la risposta la diamo in senso appunto di legittimità e illegittimità, non di opportunità o inopportunità politica. Dopo, io amo i boschi e quindi preferisco che restino, ma lasciamo stare l'aspetto del sentimento personale. L'articolo 142 ancora del codice del 2004 dice aree tutelate per legge, cioè senza bisogno di un intervento ulteriore del provvedimento della regione o del sovrintendente, direttamente per legge sono comunque di interesse paesaggistico e questo lo dice la legge non solo dal 2004, ma lo dice dal 1985 perché questa disposizione è ereditata dal decreto legge Galasso che è entrato a far parte del codice. Dice che sono comunque di interesse paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. L'articolo 143 parla di elaborazione del piano paesaggistico regionale che deve comprendere, punto C, la ricognizione delle aree di cui è l'articolo 142. Quindi è evidente che se manca nel piano paesaggistico regionale questo bosco di Costermano come area paesaggistica, c'è una grave lacuna nel piano paesaggistico regionale. Il bosco di Costermano è area SIC e quindi dovrebbe essere già perimetrato sotto questo aspetto e dovrebbe, in base alla legge, articolo 142 che parla chiaro, dovrebbe far parte già da sempre del piano paesaggistico regionale come bene di interesse paesaggistico e come tale, come scrivo qui, dovrebbe essere oggetto della massima tutela. Mi pare che siamo molto lontani da questa prospettiva. E anche le cosiddette amministrazioni tecniche, perché uffici tecnici in senso di difesa del paesaggio non sono soltanto quelli statali decentrati, ma ce ne sono anche di regionali e di locali, anche la parte dell'amministrazione tecnica è molto tiepida, è un'amministrazione che sembra guardare e a volte appunto, come dire, autocompiacersi di fronte a immagini così favolose, ma in realtà l'amministrazione deve intervenire. E qui diciamo che le norme per intervenire sono chiare, basta applicarle, basta applicarle. Allora, la conclusione è una conclusione che non è una conclusione, ma è un punto a cui, ahimè, io sono giunto già da qualche tempo, gli studenti mi conoscono bene da qualche anno, che noi abbiamo una buona legislazione statale, in particolare di tutela del paesaggio. Abbiamo avuto persone molto sensibili, Galasso appunto, Giuseppe Galasso, storico, persona di grande cultura, che hanno ispirato questa legislazione che ha una sua origine crociana, se vogliamo, e abbiamo un'ottima legislazione. Una legislazione che consente, vi ho detto già prima, l'intervento dell'ente regionale e se l'ente regionale non interviene scatta la potestà statale e abbiamo però una prassi che tradisce la legislazione, che non tiene conto di questa legislazione, di modo che questa legislazione, vorrei dire, è bella, ma è una legislazione debole. Debole, bisogna rinforzarla al fine di renderla, come dire, più efficace, così rimane inefficace. Questo è l'aspetto che vorrei mettere in evidenza senza parteggiare per nessuno o per l'altro, semplicemente utilizzando i dati giuridici per quello che sono. Vogliamo noi aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere solo una cosa relativamente appunto al governo di questo territorio. Cosa succede? Questi interessi particolari
sono spesso bene accolti e quindi si creano questi resort. Cosa abbiamo notato però facendo inchiesta negli anni? Che i prezzi di queste case, di queste costruzioni si alzano talmente tanto che le stesse persone che devono lavorare in quei resort, quindi parlo di chef, non so, persone che puliscono le stanze, insomma, chiunque offra dei servizi, non riesce a vivere il lago e deve vivere a chilometri dal lago. Spesso abbiamo intervistato negli ultimi servizi delle persone che devono vivere negli stessi alberghi dove lavorano. Quindi questo cosa comporta? Un paradosso per il quale un territorio che sta diventando totalmente vocato al turismo è in realtà preda di quello stesso turismo. Nel senso, si è tutto rivoltato contro, ma questo perché? Perché non si è in tanti posti governato facendo in modo che si equilibrasse lo spazio abitativo per chi risiede in quei posti o magari ci lavora, è stagionale, eccetera, e chi invece va in quei posti per godere del turismo. Quindi il non governo, comunque il governo troppo sbilanciato nei confronti di chi va lì a costruire queste strutture ricettive, paradossalmente poi incide anche sui bilanci delle stesse persone che hanno lì investito, oltre che sui cittadini che ovviamente vedono il loro territorio cambiare. Bene, davvero grazie Rosa Maria. Rosa Maria mette in evidenza come nelle migliori, giustamente, trasmissioni serie televisive, penso Montalbano, altre, che conclusa la puntata c'è già, come dire, qualche indicazione della puntata successiva. Allora dovete sapere che Rosa Maria ha realizzato un altro servizio proprio sul Garda, più recente, e con questo suo intervento che mette in evidenza le difficoltà dei lavoratori che anche hanno lavori interessanti, cioè voglio dire nel campo turistico, nell'ambiente turistico e hanno comunque difficoltà a vivere e a trovare delle locazioni giuste, diciamo, in zona. Ecco, mette in evidenza appunto quello che è un suo servizio altrettanto interessante e quindi vorrei dire e concludere così che mi piacerebbe averla ospite appunto nelle prossime settimane per poter commentare anche questo suo secondo servizio sul Garda. Grazie a Rosa Maria Aquino, grazie a Giacomo Menecus, grazie a tutti voi per essere rimasti fino a quest'ora. Grazie.